prossimo ospite che suonerà qui sul palco è stato assolutamente, non dico il primo, ma sicuramente tra i primi maestri che ho avuto in una realtà come vivevo all'epoca al Cono di Losanzo, dove non c'era praticamente niente, mancavano solo i cinghiali, poi eravamo tutti quanti insieme, non c'era nulla. E una sera io suonavo blues a casa mia, lui ha sentito, passando quella strada, è venuto su, ci siamo conosciuti e mi ha introdotto in quello che è il mondo della musica, il mondo del blues, ed è veramente un grande. Io vorrei veramente un bellissimo applauso. Lui arriva da Cono del Losanzo, date un applauso a Pete Un'Aia!
Roberto Bertarini, un applauso. Grazie. Facciamo un brano che, se lo conoscete, sarà nella versione di un gruppo texano che si chiamano Fabulous Thunderbirds. In realtà il brano è scritto da un tipo che si chiamava Jerry McCain. Ci sta. Siamo quasi sull'improvvisato andante, quindi vediamo come va a finire. Sicuramente bene. Ehi! Un po' di Viagra per il microfono che sta... Ciu 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 ciu. Sai cosa l'issole di white per noi l'isola di chi? Oh no, chi il blu di chi canta?